Allora, oggi ospite del nostro Hot Corner un amico di Hot Corner, Pivio. Come stai, Pivio? Mi vedi? Eccomi qua. L'importante è vedersi e trovarsi. Sei a Roma perché si chiude il cerchio di Diabolic. Già. Si presenta quella Festival del Cinema di Roma, l'ultimo film che poi uscirà in sala. Sì. Che viaggio è stato? Beh, Ambizioso. ambizioso sicuramente, entusiasmante e complicato, soprattutto all'inizio. Aiuto. Madonna. Anche qui Vedi, ci sono delle vedi, situazioni. Perché se ti ricordi, noi abbiamo fatto il primo film praticamente in piena Mamma pandemia, mia, piena pandemia. avendolo pensato per un'orchestra esagerata. Con i rimandi a Bernard Herrmann. Sì, e anche Lalo Schifrin, ma il problema è che poi quando ci siamo ritrovati a dover registrare il tutto, avevamo già scritto per Tutto per un'orchestra orchestra. e quindi abbiamo fatto i salti mortali per riuscire a chiudere la faccenda. Il secondo abbiamo cambiato direzione, d'altronde con i manetti si può fare e quindi era un film, diciamo, che musicalmente era molto prog alla sensazione degli anni 70, Esatto, quindi con sì, riferimenti, se vuoi, Un po' PFM, orme. sì, New Trolls, non a caso, Beh. ecco, visto che il fratello di Esatto, Aldo era Vittorio. è stato il fondatore di New Trolls, e qui cambiamo di nuovo. E cosa avete fatto qua? Cosa Questa dobbiamo volta, aspettare? allora, questa volta siamo passati, anzi siamo in qualche modo ritornati al mondo, chiamiamo, afroamericano, quindi funk. Ah, proprio Ma quindi funk tipo Sly and the bello, Family Stone, bello tosto. Curtis Mayfield. Sì, esatto. E in più abbiamo fatto un sacco di canzoni che non abbiamo Che non, fatto. infatti che di solito c'era solo una. Sì, nel film ci sono due canzoni che non sono nostre, sono state scritte dai Calibro 35 con due interpreti veramente di peso, perché uno è Alan Sorrenti Esatto, questo strano connubio Calibro 35 Alan Sorrenti. e l'altro è Mike Patton, cioè il cantante di Faith No More. Grandissimo. Che poi vive ancora a Bologna, Mike Patton. Poi è andato. Lui aveva fatto tutto un percorso sì. sulle colonne sonore. Sì, anche. sì, è Mondo Cane, era un Esatto. bellissimo disco. Esatto. E noi invece abbiamo altri interpreti per le nostre canzoni. C'è Franco Ricciardi, con cui avevamo già collaborato ovviamente per Amore Amore Malavita. Malavita, come no? C'è Rais, Grande Raiz di Alma Megretta, Sì. anche attore. esatto, non in questa No. occasione. Poi c'è Mario Biondi, che Altro abbiamo crooner. spremuto. Che lui poi ce l'ha quella cosa lì, lui è amante del funk. Ma lo abbiamo obbligato in qualche modo a cantare un po' fuori range ed è fantastico. Ah sì, Sì, quindi sì, l'avete sì. portato fuori dalla comfort zone, diciamo. Sì, cioè poi ovviamente si Vabbè, sente il certo. suo timbro, chiaramente, però e devo dire che il risultato è veramente notevole. E poi c'è un'altra canzone che canta Aldo, Aldo Descalzi, quindi il mio Certo. socio, ed è una canzone molto particolare, tra l'altro dedicata a suo fratello, e vedendo il film uno può capire perché. Non vorrei fare troppo esatto, spoiler, non faccio però, spoiler, però però è una canzone a cui siamo veramente molto legati, per vari motivi, e devo dire che ogni volta che la sento mi emoziono. certo. Senti, che rapporto avete con i manetti che avete costruito in questi anni? Che è una bellissima, no, collaborazione. Da quando avete iniziato voi con loro? 2003. Quindi sono 20 anni Sì, quest'anno. 2003, perché era il momento del pilota, che non era ancora neanche una serie, di L'Ispettore Di Cogliandro. Cogliandro, certo. Era il non primo vorrei- film, cioè Il Giorno del Lupo. Non sapevamo neanche cosa sarebbe successo dopo. E invece poi sono state fatte 8 serie. È andata benissimo, è andata anche Io all'estero. le chiamo serie, ma per me è improprio. Per me sono 34-35 film, non ricordo quanti, perché in effetti abbiamo sempre lavorato Come se fosse... ogni volta un film a sé stante, Sì. anche se ci sono dei momenti che in qualche modo ritornano, tipo la canzone finale, oppure Certo. la canzone dell'acchiappo, perché lì c'è C'era sempre un sempre, acchiappo. Lavorare con i manetti è fantastico, perché c'è un rapporto di profonda stima reciproca. E quindi Che- anche libertà, però, come E dicevi. quindi libertà. Devo dire che noi in qualche modo siamo quasi sempre partiti da suggestioni loro. In questo caso specifico l'idea del funky funk era loro. era loro, come lo è stata quella dell'orchestra o della ripresa del prog.
Però poi il modo in cui approcciamo il film È totalmente vostro, quindi vi lasciano... Sì, sì, ovviamente poi ci sono tutti Vabbè, certo. gli evidenti momenti di feedback, però insomma lavorare con loro è veramente uno spasso. Io Manetti for President. Esatto, tra l'altro state già lavorando sul prossimo, Esatto. che non è stato girato però, no? No, è stato girato. È stato girato, Sì, cioè sì. già in post-produzione? Sì, è già in post-produzione. Ok, quindi colonne sonore che punto è? Abbiamo consegnato, diciamo, la prima stesura, Ah, che ancora non è chiaro se è molto vicino al risultato finale, però probabilmente abbiamo beccato di nuovo la un'altra chiave. follia. Sì, Che sì. bello, beh, ci ha incuriosito. Senti Pivio, voi avete fatto però anche, proprio adesso è uscito nelle sale, film con Claudio B, di Claudio Sì. Bisio, il debutto alla regia dell'Eurovision, Sì. l'ultima volta sono stati i bambini, com'è stata l'esperienza lì? Anche quella, allora, Lo noi conoscevate intanto, già Claudio? sì, però per motivi diversi ovviamente, anche perché questo è il Beh, suo certo. esordio. Noi avevamo fatto con lui un film a cui siamo anche abbastanza legati, perché era Si può fare, col quale eravamo Come no? arrivati alla Proprio alla nomination. festa del cinema di Roma eravate arrivati? Sì, e poi c'era stata la nomination ai Nastri, no, ai Nastri e soprattutto al David. Sì. E quindi ci eravamo conosciuti, abbiamo avuto modo di chiacchierare. Stavolta siamo arrivati, diciamo, a tempo quasi concluso, perché in realtà il progetto era già molto avanti. Ah, E... cioè riprese già concluse, già fatto Sì, tutto? sì, ecco. E devo dire che è stato di nuovo un'esperienza molto positiva, perché Claudio, anche se è al suo esordio, in realtà è un uomo di cinema. Beh, poi insomma diciamo che ne ha visti poi di registi passare, no? Da Sì, Salvatore. e devo dire che ha imparato molto bene, ecco. E quindi anche il rapporto con lui è stato veramente un rapporto privilegiato. Devo dire che in qualche modo si è ricreato quasi lo stesso clima che ormai è proprio del rapporto con i Manetti, oppure con Alessandro Gasman, per dire, o Enzo Monteleone, Certo, alcuni Gasman con cui fatto... noi effettivamente abbiamo un rapporto, diciamo, ormai continuativo. Lì abbiamo fatto una scelta che, diciamo, si sposta man mano che il film cambia, perché il film cambia, esatto, in qualche modo. Sì, quindi un registro. Esatto, da un registro vagamente klezmer, dico vagamente perché non volevamo essere troppo marcatamente, diciamo, filologici, anche se in realtà abbiamo recuperato anche delle marcette dell'epoca rivedute e corrette, per dare un po' più il senso della commedia in qualche modo. Certo. E poi piano piano ci spostiamo verso altri territori, diciamo, più consoni. Esatto, più dramma, anche al dramma, poi alla parte, diciamo, sì, anche se rimane comunque il film, sì, rimane sempre tutto sommato, sì, su un tono relativamente bravo leggero. su quello, a tenerlo così. Sì, sì. Ma scusa, oggi voi avete fatto colonne sonore dagli anni 90, partiti con Ozpedek, poi Sì. Ormai è fatta, che rimane una delle mie preferite vostre. È più difficile oggi o più facile scrivere una colonna sonora? Proprio avendo dipende. fatto... Ci sono varie risposte. Allora, è più facile dal punto di vista tecnico. Perché c'hai in mano ormai tutti... Se pensi che quando noi abbiamo affrontato il nostro primo film, appunto Il bagno turco, abbiamo lavorato per esempio il montaggio ancora con la pellicola. Sembra una roba clamorosa, sì. No? Quindi con i tagli, montati. Sì. Adesso hai a disposizione degli strumenti che ti permettono di accelerare pesantemente la fase. Molto più semplice da quel punto di vista. Sì, no? sì. È il contesto che è cambiato. Il contesto, devo dire, è un contesto che si è molto inaridito. È un po' appiattito rispetto nel senso che almeno quello che ho potuto verificare ormai in 26-27 anni di attività è che mentre all'inizio, al di là dell'entusiasmo chiaramente di una nuova esperienza, certo, no? Nuova vita poi, anche. Però i rapporti erano molto semplici, no? tra le persone che sono coinvolte. C'era tutto molto più diretto, regista, sì, compositore. Sì, adesso invece c'è un proliferare di persone, di figure professionali non sempre preparate e che devono anche dimostrare... Non sempre utili forse.
dal mio punto di vista abbastanza non sempre utili e che devono dimostrare la loro presenza, cioè la devono rendere in qualche modo Certo. necessaria. Questa cosa, aggiunta al fatto che c'è stato anche un cambiamento epocale dal punto di vista produttivo, nel senso che fino a un po' di anni fa il nostro referente principale è stato l'editore musicale, che no? poi andava a pubblicare la colonna sonora, che poi Pubblicava, insomma c'era tutta anche Esatto. una vita, diciamo, Sì, appunto colonne sonore che poi musicale. diventavano, andavano in classifica, che avevano una vita a parte del Esatto. film addirittura. Adesso questa cosa è sta quasi sparendo. Sì, sì. Solo che per contro non c'è stato un cambio, diciamo, generazionale e diciamo di figure che prendono parte al lavoro che faceva l'editore. Quindi noi ci ritroviamo in una situazione paradossale in cui Sì, siete una terra di nessuno, cui c'è cinema, musica e là in mezzo ci siete voi e fondamentalmente. in più se parlo sempre di 25 anni fa, avevo la sensazione che la nostra figura, cioè di compositore, fosse realmente inserita nel contesto. Certo, era una parte chiave, no? C'è la sceneggiatura, la colonna sonora, gli attori. Cioè. Adesso più di una volta mi è capitato di sentire da operatori del settore affermare che noi non siamo autori, perché è evidente che siamo autori, ma che non siamo autori del film, quando ci sono leggi che lo dicono, Certo. ma prima ancora della legge C'è il buon senso. c'è il buon semplicemente, senso. certo. Ecco, quindi questo rientra tutto in un contesto abbastanza particolare. Contesto in cui poi negli ultimi 25 anni la musica anche è crollata, no? Diciamo, perché coincide anche col fatto che l'industria è praticamente... Noi se prima... Cioè parlavi prima Sì. del bagno turco, ma anche Sì. di Ormai è fatta, addirittura a volte le colonne sonore seguivano un percorso nonostante magari il film andasse anche male, per dire. Certo, il bagno turco, per dire, il disco ha venduto 300.000 copie. Pazzesco. Adesso 100.000 copie, adesso ne vende... corrisponderebbe probabilmente a diverse decine di milioni, ma di tante stream, di stream, ma, cioè. ma Ora è impensabile. non le vende neanche Popstar a momenti 300.000 dischi, non le vendono neanche le Popstar 300.000 dischi No, certo, fisici. Cioè, certo. E, probabilmente perché avevamo fatto anche un buon lavoro, ma No, ma c'era anche un contesto Però in c'era cui un la contesto- colonna sonora esatto. aveva un peso specifico. e quindi insomma lavorare in questo momento non è semplice. Ci sono tutta una serie di azioni che stiamo portando avanti come categoria per cercare di recuperare un po' di terreno, perché effettivamente la situazione inizia a essere veramente complicata, sia da un punto di vista economico e poi ti ripeto Sì, da un perché poi punto sono di vista... sempre i tagli, vanno sempre a finire anche sulle colonne sonore, no? Sulla Sì. musica, una delle prime cose che vengono tagliate anche a livello di budget di film spesso è anche la Perché musica. appunto comunque è rimasto questo alone strano Esatto, non viene considerato, sì vabbè, c'è anche la musica. C'è anche sì, la vabbè, musica, capito? mettiamo un po' di cose, prendiamo 2 canzoni e e poi ci sono tutta una serie, diciamo, anche di stili che si stanno imponendo che portano sempre di più ad avere una marginalità dell'autore della musica originale rispetto all'utilizzo di musiche, diciamo, di sì, repertorio. anche già Eddie, esatto. C'è negli Stati Uniti soprattutto il film Music Supervisor è cresciuto tantissimo. Quindi Che poi se lo fai bene funziona benissimo, abbiamo Ma visto certo. fior di serie, però non sempre il Esattamente. progetto funziona con le canzoni Eddie. Quindi questa cosa, insomma, se tu metti insieme tutti i Certo. tasselli, capisci quanto è cambiato lo scenario. sì, No? sì, sì. Senti Pio, per chiudere, tu hai fatto anche un progetto tuo ne fai tanti Sì. nel tanto tempo libero, eufemismo che hai, sulle cover però hai voluto ragionare questa volta. Perché? Sì, non è la prima volta che mi scontro o incontro con il mondo delle reinterpretazioni, diciamola in un Esatto, modello come italico. gli italiani. In questo caso, intanto questo progetto l'ho chiamato Ugly Covers, cioè cover Cioè, brutte. da subito hai messo le mani avanti. E ho scelto in effetti 7 brani tra, diciamo, tra un bacino enorme di canzoni che mi hanno in qualche modo colpito e vanno nel periodo dal 72 al 2007, quindi Ah, ok. un bel periodo. E mi sono dato, come ormai mi do da diversi anni, 12 giorni di tempo per realizzare qualcosa. Ma pazzesco. C'è un motivo. Quando abbiamo fatto il bagno turco, Aldo ed io, avevamo avuto questo, diciamo, impegno a realizzare quello che avremmo dovuto realizzare in 12 giorni. Ah.
e noi non avevamo nessuna conoscenza dei sì, per poi meccanismi, c'era la musica, per cui lui sai, il personaggio 12 era giorni, in ma sì, 12 Istanbul. giorni ce la facciamo, figurati, no? Cioè, dopo ci E siamo. quindi è rimasti 12 giorni, sono rimasti Ho deciso che per tutto quello che voglio, che faccio, diciamo, tuo, diciamo, mio, no? mi C'è sono lo imposto spazio temporale 12 sì, giorni. dove arrivo. In questo caso sono arrivato a fare 7 Ma canzoni. come le hai scelte le canzoni? Allora, ti dicevo, vabbè, io non sono più giovanissimo, quindi ho vissuto pesantemente già gli anni 60 e non mi riferisco a quella che doveva essere la musica più propria per me, cioè lo Zecchino d'Oro, perché negli anni 60, tu io c'avevi- sono nato nel 58, quindi, vabbè. insomma, ecco. Ma io già nel 63 ascoltavo gli Who, capito? Quindi T'hanno subito e da lì c'è stata la salita o la discesa agli inferi di la punti di vista. folgorazione, diciamo, dai. E quindi insomma ho scelto brani che in qualche modo mi hanno colpito in quel periodo, per cui in effetti il più antico direi che è non è Here Comes the Warm Jets, Children of Revolution dei bellissima. T-Rex di Mark Bolan. Grandissimo Mark Bolan. Del 73 invece è brano Tony di Brian Eno. Visconti alla produzione, probabilmente sì. Sì, esattamente. E fino ad arrivare all'ultimo, che è un brano, non a caso, di Sakamoto con Sylvian, che era presente in un EP che loro avevano fatto, che era World Citizen. E era uno Che strano... usò pure in Naritu in Babel, tra l'altro, poi. Quella versione lì, forse. Non me lo ricordo, sicuramente c'erano pezzi di Sakamoto e devo dire che il buon Santolaya Santolala, sì. ha vinto un Oscar secondo me A metà, sì. grazie a quello che metà. si sentiva. Vabbè, però questi sono Ah no, è vero, è vero. e quindi niente, ho scelto queste 7 canzoni. A modo suo è un disco molto politico. Se uno va a analizzare le C'è un 7 sen- vabbè, c'è un Children of senso Revolution. molto preciso. Infatti inizia con Children of Revolution e finisce con World Citizen. Ok, quindi c'è un cerchio. In mezzo c'è un pezzo che si chiama Democracy dei Killing Joke, c'è Dancing Barefoot di Patti Smith, sì. che è in qualche modo la parte artistica del discorso, quella meno politica ma più artistica, perché non so se ti ricordi, Dancing Barefoot era stato diciamo scritto da Patti Smith in ricordo della storia di Modigliani e della sua compagna. Ah, no, non sapevo questo. Modigliani muore a 30 anni, ha una compagna, non mi ricordo il nome esatto, anche lei pittrice, incinta di 9 mesi, scusa, e si uccide il giorno dopo, essendo incinta di 9 mesi. Quindi è una storia di amore pazzesca. clamorosa, potentissima, che ha tutto un substrato, no? Certo. Che ho voluto in qualche modo lanciare in questo discorso, un po' per assurdo come una forma di speranza. Sembra strano perché in Sì, realtà il il risultato pessimismo. è stato un risultato assolutamente negativo, no? Certo. Cioè, è anche veramente violento. Però ho voluto cercare di rigiocare, infatti è l'unico brano in cui ho cambiato una parola del testo, mi sono concesso questa cosa, per cui da heroine c'è un hero, Bellissimo. che ha un senso, di Certo, nuovo. Beh, quel che- quindi insomma sono delle reinterpretazioni abbastanza bizzarre. Per esempio il pezzo di Brian Eno l'ho suonato con un'orchestra di kazoo che ho fatto dai. io. Andiamo, ci stai, Quindi, insomma, ci stai incuriosendo. no, sono molto contento del risultato e non escludo che ci saranno degli ugly Sì, covers 2, 3, 4, chi lo sa, perché in effetti avevo a disposizione una cinquantina di brani che avevo scelto. Perfetto, allora noi ti sentiamo da Diabolica Ugly Covers, sei sempre il benvenuto, Piviolot Corner. Grazie mille, mille, grazie a caro. te, ciao Grazie. ciao.